Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Voto di scambio con la mafia Spadafora nel Messinese. Tra gli arrestati il sindaco, che è stato sospeso dall'incarico e posto ai domiciliari. Arrestati anche 2 uomini considerati vicini al clan di Barcellona. La Caltanissetta controlli della Guardia di Finanza negli uffici del Libero Consorzio Comunale, l'ex provincia regionale, indagini sulla gestione economica dell'ente e della società multiservizi. Inchiesta della DDA di Caltanissetta sulla discarica di Timpazzo, coinvolta anche la manager Giovanna Picone, accusata di aver guidato le scelte gestionali della società che gestisce il sito di conferimento. L'incarico le sarà revocato. A Palermo sacchi di spazzatura invadono marciapiedi e parte della spiaggia di Mondello, rimpallo di responsabilità sulla raccolta, diverse le segnalazioni di topi e scarafaggi. A Catania allarme nel quartiere Picanello per decine di siringhe abbandonate in una zona frequentata da residenti e bambini. I cittadini chiedono più sicurezza e la bonifica dell'area. Il Giro d'Italia a vela fa tappa a Siracusa. Per il secondo anno consecutivo il Marina Militare Nastro Rosa Tour arriva in Sicilia. L'evento punta a far scoprire ai giovani il mare e le bellezze del bel paese. Sergio Cammariere in concerto al Festival del Mare del Gusto di Selinunte nel Trapanese, un evento che unisce cultura, tradizioni e identità di 10 comuni coinvolti. Calcio, il Catania torna a puntare con decisione su Fabio Caserta, ripresi i contatti dopo la fumata nera delle scorse settimane, il dietrofront di Pietro De Giorgio. Bentrovati a Spadafora nel Messinese. È stato sospeso dall'incarico il sindaco, che è stato arrestato assieme a 2 persone ritenute vicine alla famiglia mafiosa dei barcellonesi. È accusato di voto di scambio politico mafioso. L'inchiesta è relativa alle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno del 2024. Sentiamo Desiree Ferlito. Un patto tra politica e mafia per ottenere voti in cambio di favori dopo le elezioni. È l'ipotesi al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, che ha portato agli arresti domiciliari del sindaco di Spadafora e di 2 fratelli, ritenuti contigui alla famiglia mafiosa dei barcellonesi. Secondo gli investigatori, in occasione delle elezioni comunali dell'8 e del 9 giugno 2024, i 2 uomini avrebbero procurato voti a favore del candidato sindaco, facendo leva sulla loro presunta contiguità alla criminalità organizzata e influenzando il consenso anche al di fuori del proprio nucleo familiare. In cambio del sostegno elettorale ricevuto, il primo cittadino avrebbe poi adottato una serie di atti amministrativi utili ai 2 fratelli, tra cui l'assegnazione di parcheggi pubblici, agevolazioni fiscali non dovute sull'IMU, procedure semplificate per pratiche relative a immobili sequestrati e cambi di destinazione d'uso. Ma l'inchiesta ipotizza anche un secondo filone. Il sindaco risulta infatti indagato insieme a un insegnante di 51 anni per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. La donna, che durante le elezioni svolgeva il ruolo di segretaria di una sezione elettorale, avrebbe monitorato le operazioni di voto di persone anziane o con disabilità, informando in tempo reale il candidato sindaco e intervenendo, secondo l'accusa, anche su alcune schede nulle o contestabili. In cambio avrebbe ottenuto incarichi e benefici per sé e per un familiare. Indagine della Procura di Caltanissetta sulla gestione economica e amministrativa del Libero Consorzio Comunale. Le Fiamme Gialle hanno acquisito documenti e atti contabili negli uffici dell'ex provincia per verificare procedure e flussi finanziari legati alla società partecipata. Gerri Italia. Controlli della Guardia di Finanza questa mattina negli uffici del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, l'ex provincia regionale. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria, su disposizione della Procura, hanno effettuato un accesso mirato negli uffici dell'ente, notificando un ordine di esibizione e procedendo all'acquisizione di documentazione. L'attività investigativa ha riguardato in particolare gli aspetti economici e gestionali della struttura pubblica, con un focus sulla società in-house multiservizi partecipata dal Libero Consorzio. Durante le operazioni, che hanno comportato una temporanea
sospensione delle attività ordinarie negli uffici centrali, i finanzieri hanno raccolto materiale amministrativo, registri interni, delibere e documentazione contabile. L'obiettivo è ricostruire il percorso delle risorse pubbliche e verificare la correttezza delle procedure adottate per l'affidamento dei servizi e per gli interventi di manutenzione. Al momento dell'arrivo dei militari non erano presenti amministratori dell'ente. A supportare le attività di acquisizione degli atti sono intervenuti il capo di gabinetto Rino Bellavia e l'ingegnere capo del Libero Consorzio Mario Denaro. Successivamente è arrivato anche il presidente della società partecipata Luigi Tricoli. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, è ancora nella fase preliminare. Non sono stati resi noti eventuali reati contestati, né risultano al momento informazioni ufficiali su possibili iscrizioni nel registro degli indagati. Gli atti sequestrati saranno adesso analizzati dagli investigatori per fare chiarezza sulla gestione delle risorse e sull'eventuale presenza di irregolarità amministrative o contabili. Sulla naturopata Giordana Proto, assunta al Policlinico di Catania per occuparsi di trapianti e pediatria, vicenda che ha sollevato le proteste della comunità scientifica, che ha scritto al ministro Schillaci. Il Policlinico comunica di aver avviato il procedimento per la risoluzione del contratto, inviato una diffida alla professionista e avviato anche una indagine interna. Nuovo blitz delle forze dell'ordine a Catania, nel quartiere Trappeto Nord. La polizia, con il supporto dell'elicottero del 4º reparto volo, è entrata in azione in via Capopassero, considerata uno dei principali fortini dello spaccio di droga. In corso perquisizioni e identificazioni dopo i recenti episodi di tensione tra gruppi contrapposti riconducibili al clan Cappello Bonaccorsi. L'operazione punta a colpire una piazza di spaccio attiva giorno e notte, dove, secondo gli investigatori, operava una rete organizzata per la vendita di cocaina, crack e marijuana. L'area era già stata interessata nei giorni scorsi a controlli straordinari ad alto impatto coordinati dalla prefettura. Un'organizzazione capace di simulare incidenti stradali per ottenere risarcimenti assicurativi indebiti è quanto scoperto dai carabinieri di Alcamo. L'inchiesta, che coinvolge 29 persone, è coordinata dalla Procura di Trapani. Tra gli indagati, avvocati, vittime e testimoni. Laura Spanò. Una presunta organizzazione dedita a truffare le compagnie assicurative attraverso falsi incidenti stradali è finita al centro di un'indagine dei carabinieri di Alcamo e coordinata dalla Procura di Trapani. 29 gli indagati coinvolti nell'inchiesta, che ha portato alla luce un articolato sistema di richieste di risarcimento ritenute fraudolente. Il carcere è stato chiesto per 2 indagati, l'avvocato alcamese Ubaldo Ruvolo, che secondo l'accusa è la figura centrale del sistema, e Vittorio Calabria. Numerosi gli episodi accertati dai carabinieri tra Alcamo, Buseto, Castellammare, Castelvetrano, Partinico, Capaci e Palermo. Tra gli indagati, avvocati, vittime, testimoni che avrebbero avuto ruoli differenti nella gestione delle pratiche, dalla documentazione sanitaria alle richieste di risarcimento. Gli inquirenti stanno verificando le responsabilità individuali e l'entità complessiva del danno economico arrecato alle compagnie assicurative. Gli indagati compariranno mercoledì e giovedì davanti al GIP di Trapani per gli interrogatori di garanzia. Per 2 degli indagati è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare in carcere, i domiciliari per altri 10 indagati, obbligo di dimora per altri 17 indagati. Tragedia a Milano, dove un agente della polizia locale, il 35enne siciliano Francesco Imprezzabile, è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. Il SUV è stato ritrovato in mattinata, abbandonato. Poco dopo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. E dopo gli arresti nell'inchiesta sulla gestione della discarica di Impazzo arrivano le prime conseguenze sul piano politico e amministrativo. L'Assemblea dei Sindaci della SRR4 ha deciso di revocare l'incarico alla manager Giovanna Picone, mentre il Comune di Gela chiede chiarezza sulle possibili ricadute ambientali e preannuncia la costituzione di parte civile nell'eventuale processo. GR Italia. Il terremoto giudiziario sulla discarica di Timpazzo lascia il segno anche nelle istituzioni. L'Assemblea dei Sindaci della SRR4, la società che coordina il ciclo dei rifiuti nell'area sud della provincia di Caltanissetta, ha deciso di revocare l'incarico a Giovanna Picone, amministratore della società Impianti SRR che gestisce il sito di conferimento di Gela. La manager è attualmente agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della DDA di Caltanissetta e dei Carabinieri su presunti illeciti nella gestione della discarica e su un ipotizzato traffico illecito di rifiuti. Una decisione maturata dopo la
presa d'atto della rottura del rapporto fiduciario tra il vertice della società e i rappresentanti dei comuni soci. Sarà adesso il consiglio di amministrazione della SRR4 guidato da Gianfilippo Bancheri a formalizzare la revoca. Intanto Gela apre un nuovo fronte, quello del territorio che ospita l'impianto e che chiede risposte sulle conseguenze ambientali e sul futuro della filiera dei rifiuti. Vogliamo capire, vogliamo sapere tutto quello che è successo e già preannuncio che come sindaco del comune di Gela, qualora l'inchiesta andasse avanti e fosse confermato quello che apprendiamo dai giornali, ci costituiremo parte civile. Proprio il sindaco Di Stefano è entrato nel consiglio di amministrazione della SRR4 dopo le dimissioni dell'ormai ex sindaco di Sommatino Salvatore Letizia, travolto da un'altra indagine, una presenza considerata strategica per garantire un maggiore coinvolgimento del comune direttamente interessato dalla presenza di Timpazzo e degli impianti collegati. Adesso l'attenzione resta alta, oltre alla gestione amministrativa sul tavolo resta la necessità di fare luce sugli aspetti ambientali e sulle eventuali responsabilità emerse dall'inchiesta. Un borseggiatore in fuga nel centro di Catania e i cittadini si mobilitano fornendo indicazioni sulla via di fuga del ladro. Tra gli inseguitori anche il sindaco Trantino. A segnalare la sua presenza sono stati alcuni cittadini che hanno visto il primo cittadino in sella al suo scooter inseguire tra le vie di San Berillo il borseggiatore. Pochi addetti sulla spiaggia e così il lungomare di Mondello diventa una discarica a cielo aperto. La italo-belga non ha il personale sufficiente per rimuovere i rifiuti e così è pronto un accordo con la RAP per la rimozione della spazzatura. Sono stati segnalati anche topi e scarafaggi vicino alla spiaggia. Sentiamo Marco Gullà. Cartoline da Mondello, grigie, desolanti, rifiuti sui marciapiedi e bagnanti che devono fare zig-zag per dribblare i sacchi di immondizia che in questi ultimi giorni stanno invadendo parte della borgata marinara palermitana. Il problema dei rifiuti a Mondello è lievitato nel corso delle ultime settimane con la crescita lenta ma costante dei bagnanti ed è esploso negli ultimi weekend con la spiaggia che è stata presa d'assalto sia nei 3 lidi aperti da italo-belga che nelle sezioni rimaste libere. Mentre nei lidi si svolge la raccolta differenziata, sul resto del litorale si moltiplicano i casi di mucchi di immondizia abbandonati sulla sabbia o nei pressi dei cestini e non mancano neanche topi e scarafaggi. Mi sono arrivate diverse segnalazioni, ma è vero che specialmente in estate quasi ogni anno abbiamo questo problema. Quest'anno forse un po' di più perché visto che ci sono i lavori in piazza e quindi stanno lavorando sulla rete fognaria, sicuramente si sarà smosso tutto, quindi c'è molta presenza di queste cose. Raccolta dei rifiuti che spetterebbe all'italo-belga che però non ha sufficiente personale e che quindi si appoggerà alla RAP per la rimozione della spazzatura. In tutto questo le polemiche continuano e anche le lamentele di residenti e turisti che rischiano di prendere la tintarella al fianco di ospiti poco graditi. Siringhe abbandonate in strada nel quartiere Picanello di Catania tra la paura e le domande senza risposta dei residenti su chi e perché le getta in strada mettendo a repentaglio la salute. Desiree Ferlito. È pericoloso anche per noi grandi perché io francamente cammino guardando a terra. Ecco paura. Decine di siringhe abbandonate sul marciapiede, nelle aiuole, sull'asfalto, a pochi passi dalle abitazioni e in una zona frequentata quotidianamente da residenti, bambini, passanti. Succede nel quartiere Picanello di Catania, esattamente tra la via Citrezza e la via Regina Bianca, dove alcuni cittadini ne hanno segnalato la presenza. Io ho 2 nipoti e ci faccio la testa tanta così, state attento con la droga, perché con la droga si muore. È una cosa sempre in questa zona qua. Non ne vengono a capo i residenti. Potrebbero essere state utilizzate da qualcuno che fa uso di sostanze stupefacenti e poi abbandonate in strada? Non sono siringhe da drogati quelle. Che ne sappiamo? Mica non quelle lo sono sappiamo. più fine. Lo fanno per i cani che si pungono. Tipo avvelenate? E che ne sappiamo? Tutto è possibile ormai nella vita. O semplicemente un'azione pensata e architettata per destare panico nel quartiere? Una situazione che desta forte preoccupazione per i rischi legati alla sicurezza e all'igiene pubblica. Qualcuno, e lo abbiamo trovato, ha tappezzato la zona con cartelli per mettere in allerta passanti e residenti. Questi cartelli li ho messi io, perché ci sono alcune persone in zona che si buttano a questi aghi della puntura con sangue. Ovviamente se qualcuno cammina scalzo o qualcosa
I residenti allarmati denunciano una situazione di degrado e chiedono interventi urgenti per la sicurezza del quartiere. Fondi per l'agricoltura, non sarà modificato il bando cosiddetto della discordia che crea tensione politica tra autonomisti e Lega. L'assessore all'agricoltura Luca Sammartino lancia un messaggio agli alleati e snocciola i numeri della spesa comunitaria nel suo settore. La risposta, sostiene, viene proprio dagli agricoltori. Maglio Viola. Il bando SRD01, più volte definito il bando della discordia, va avanti e raccoglie il consenso degli agricoltori. Il vicepresidente della regione e assessore all'agricoltura e leghista Luca Sammartino risponde così, snocciolando numeri, alla polemica politica vissuta in aula all'Ars ma anche fuori dal Parlamento, dopo che a criticare quel bando erano stati gli autonomisti. Che fra Lega ed MPA non corra buon sangue dalle elezioni amministrative in poi non è più un mistero, anche se i sentori c'erano tutti anche molto prima e anche evidenti. Ma le tensioni politiche non si sposteranno sulle scelte amministrative, è il messaggio che sembra arrivare. Il bando va avanti, gli agricoltori hanno presentato domande di progetti per un totale di 1 miliardo e 300 milioni di euro a fronte di 100 milioni disponibili. Con questo bando investimenti siamo certi che creeremo veramente tanta nuova occupazione. I numeri di questo bando dimostrano che le aziende siciliane sono sane, volevano un bando efficiente anche in tempi brevi e la grande partecipazione ha registrato davvero che le aziende siciliane hanno le carte in regola per competere anche al di fuori dello stretto con tutte le realtà europee. Sammartino rivendica le scelte di politiche agricole, tira le somme di tutti i bandi, della partecipazione e dell'uso delle risorse europee, ricorda che la Sicilia è quarta per spesa di fondi UE in agricoltura e prima fra le grandi regioni e dice basta dai giorni dei contributi a pioggia. È lontana la Sicilia che restituiva i fondi al governo nazionale e alla comunità europea, oggi siamo il traino dal mezzogiorno del paese di come la buona amministrazione riesce a spendere i fondi che gestiamo ma soprattutto le risposte che diamo agli agricoltori siciliani. Resta lo scontro in corso fra Lega e autonomisti, ma resta in vigore, nonostante l'ordine del giorno all'ARS, anche il bando che gli autonomisti volevano fosse modificato. E adesso a Catania è stato firmato l'accordo tra la Sidra e la ST Microelectronics, l'acqua industriale per il nuovo SIC Campus da 3 miliardi di euro. La multinazionale, l'accordo garantirà l'approvvigionamento idrico necessario ad alimentare la prima fase del SIC Campus, che ospita il nuovo stabilimento produttivo del colosso dei semiconduttori nella zona industriale di Catania, sito strategico al centro di un piano di investimenti, come dicevamo, da 3 miliardi di euro. E rimaniamo in tema di acqua, accordo tra AICA e Camera di Commercio di Agrigento per sostenere le imprese e migliorare il servizio idrico. Firmato un protocollo di 3 anni con sportello dedicato, tavolo tecniche, procedure più snelle per allacci e regolarizzazioni. Davide Sardo. Un'intesa per mettere ordine, sostenere le imprese e rafforzare la legalità nel servizio idrico. AICA e Camera di Commercio di Agrigento firmano un protocollo di intesa triennale che punta a rendere più semplici e veloci i rapporti tra aziende e gestori dell'acqua. Rispondiamo anche ad un grido di allarme di tutta la popolazione agrigentina che ci chiede l'acqua, che ce la chiede tutti i giorni e che ci chiede anche di pagarla meno. In questo modo noi riusciamo anche dall'altra parte a fare in modo che si possa andare serenamente nelle attività più sensibili, ci riferiamo ad esempio alle attività ristorative, alle attività turistico-ricettive. L'accordo prevede campagne informative, un tavolo tecnico permanente e uno sportello dedicato alle imprese per agevolare allacci, contratti e percorsi di regolarizzazione. L'obiettivo è accompagnare le imprese verso la piena conformità amministrativa, ma anche garantire loro un'attenzione particolare nella ricerca delle soluzioni ai problemi che possono incidere sulla continuità delle attività produttive. Nessun costo aggiuntivo per le parti. L'obiettivo è garantire servizi più efficienti, risposte rapide alle criticità e maggiore supporto alle attività produttive del territorio, puntando su qualità, sicurezza e sviluppo economico. Adesso una breve pausa e poi parleremo di barche a vela, ma anche di musica. A tra poco.
Passa dalla Sicilia con tappa a Siracusa il Giro d'Italia a vela. Per il secondo anno consecutivo il Marina Militare Nastro Rosa Tour arriva nella nostra regione. Un evento che coinvolge i giovani per far scoprire loro il mare e le bellezze dell'Italia. Francesco Aloi. 9 tappe per girare l'Italia via mare. È il Marina Militare Nastro Rosa Tour, organizzato da Difesa Servizi in collaborazione con Marina Militare. Anche quest'anno si passa dalla Sicilia, unica sosta, Siracusa. Non eravamo mai stati in Sicilia prima dello scorso anno, ma non potevamo non tornarci quest'anno perché qui abbiamo uno stadio della vela e quindi per noi questo è soprattutto per gli equipaggi è molto importante. Un evento giunto alla 6ª edizione che promuove le bellezze del nostro paese mettendo al centro i giovani. Il mare è il nostro futuro. Loro sono alcuni degli under 35 che stanno partecipando alla tappa siracusana per scoprire il mare. Portiamo il bello dell'Italia, il bello di uno sport pulito come la vela a tutti i giovani che abitano le piazze dove noi ci fermiamo col nostro villaggio. Ma ci sono anche i ragazzi impegnati nella gara, la regata, che poi è un Giro d'Italia a vela. Il Nastro Rosa Tour è un'opportunità fantastica per poter gareggiare e poter visitare l'Italia. Siamo a metà del tour, dopo Siracusa ci aspetteranno le tappe di Tropea, Napoli, Portoferraio e Genova. Un bel modo per scoprire anche l'Italia e per connettersi con l'acqua. Adesso noi siamo tutti giovani velisti, wing. Musica e pubblico delle grandi occasioni a Selinunte per l'apertura del Festival del Mare del Gusto. Protagonista Sergio Cammariere che davanti a al Tempio di Iera, da tutto esaurito, ha inaugurato la rassegna tra jazz, emozioni e valorizzazione delle eccellenze del territorio. Sentiamo ancora Davide Sardo. Le note eleganti di Sergio Cammariere accendono la magia di Selinunte e inaugurano nel segno della grande musica il Festival del Mare e del Gusto. Al Tempio Hera, davanti a un pubblico delle grandi occasioni e con il concerto sold out, il cantautore calabrese ha regalato una trama intensa e coinvolgente, confermando il suo talento e la raffinata anima jazz che caratterizza il suo repertorio. L'evento ha aperto la 3ª edizione della rassegna promossa al Galp Flag, il sole e l'azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata, un percorso che attraverso cultura, spettacolo e tradizioni valorizza il pescato e le eccellenze dei 10 comuni del territorio. Un debutto di prestigio per un festival che punta a unire identità, mare e cultura. Adesso una breve pausa e poi il calcio con le vicende tutte legate al Catania alla ricerca del nuovo allenatore. A tra poco. Eccoci al calcio, il Catania torna su Fabio Caserta per la scelta del nuovo allenatore. Sono stati ripresi i contatti tra le parti, l'alternativa è Longo. Sergio Colosi. Potrebbe esserci un ritorno di fiamma tra il Catania e Fabio Caserta. Le parti hanno ripreso i contatti dopo la rottura nella precedente trattativa e la successiva scelta di De Giorgio, su cui aveva ripiegato il club etneo, di avvicinarsi prima all'Empoli e poi alla Juve Stabia in Serie B. Questa volta sembra che ci sia la volontà reciproca di trovare l'accordo definitivo, senza alcun ripensamento, passi indietro. Il Catania e Fabio Caserta avevano discusso sulla base di un contratto biennale con eventuale opzione per il 3° anno. La società di Pelligra vuole blindare Caserta per il suo futuro, ma cautelarsi con un occhio rivolto al bilancio. La trattativa infatti era saltata sull'eventuale buonuscita in caso di risoluzione anticipata del contratto. Con Varrà si erano gettate le basi per un Catania ringiovanito ma sempre ambizioso per puntare alla promozione in Serie B. Dopo il ripensamento di De Giorgio, la società ha valutato i profili di Emanuele Troise, Giorgio Gorgone ed Emilio Longo, quest'ultimo rimasto in corsa quale alternativa a Fabio Caserta, che rimane la prima scelta, adesso più che mai. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata.
Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.